Ben ritrovate e ben ritrovati. Questa seconda puntata sarà interamente dedicata all'argomento con cui abbiamo concluso il primo episodio, ovvero la respirazione. Per la mia personale esperienza, i benefici che la respirazione porta al cantante sono di doppia natura. Sono benefici mentali e sono benefici fisici. Ed è la ragione per cui dividerò questa puntata in due parti. I benefici mentali della voce. Possiamo individuare due momenti precisi in cui questi benefici arrivano in soccorso del cantante. Il primo è il momento che precede il riscaldamento. È veramente un momento molto importante, è il momento in cui il respiro ci permette di isolarci dai problemi della giornata, da scadenze che abbiamo in mente, da colleghi che ci disturbano prima del concerto, che ridono, che scherzano. No, io respiro. In quel momento il respiro ci serve a diventare cantanti. È proprio il momento del cambiamento. Quindi mi controllo, mi metto in piedi, controllo la punta dei piedi, la punta dei capelli, la colonna vertebrale che si srotola. Non vado a cercare il suono subito, no, perché il suono ci sarà se il corpo c'è. Quindi la respirazione in questo momento è proprio quasi da meditazione. Questo è il momento molto molto importante. L'altro beneficio mentale della respirazione lo individuiamo durante la performance. Il cantante entra in scena e inevitabilmente entra e guarda e vede la platea, vede il direttore, vede l'orchestra, si sta preparando. In quel momento, che cosa fa il cantante? Inizia a pensare alla frase difficile, il problema della gola, alla posizione. No, in quel momento noi ci mettiamo al nostro posto e respiriamo. Respiriamo e ci calmiamo e prendiamo forza dalla respirazione. E durante il concerto, comincia la musica, ci sono 20 battute di introduzione. Noi non pensiamo a come metteremo la voce, noi pensiamo a respirare. Respiriamo, prendiamo spunto dal ritmo della musica che sta suonando, entriamo in quel ritmo con il nostro respiro e quando a una battuta e mezza dal fatidico attacco noi saremo con l'aria che ci serve, il respiro pronto, il diaframma disteso, si attaccherà il suono. I benefici fisici della respirazione. Sostanzialmente sono due. Il primo riguarda il diaframma, il secondo riguarda il controllo e la gestione del suono. Per quel che riguarda il diaframma, abbiamo scoperto che il diaframma è un muscolo semivolontario e l'unico modo per convincerlo a lavorare è riempire i polmoni d'aria che schiacceranno il diaframma, le costole si allargheranno, noi ci siederemo sul diaframma e lì sentiremo questo bel cuscino su cui appoggiarci. Come riusciamo a trovare questa cosa? Allora, ci mettiamo in piedi, ci mettiamo in connessione dalla punta delle scarpe alla punta dei capelli, srotoliamo la nostra colonna vertebrale, buttiamo fuori tutta l'aria con tutte le tensioni che abbiamo, tranne la schiena che rimarrà bella dritta, ci darà la postura anche nel momento in cui noi ci sgonfiamo, e solo quando non noi, ma il nostro corpo avrà bisogno di riprendersi l'aria, noi faremo bere quest'aria al corpo che ci mostrerà una respirazione totale. Proviamo. Mettiamo la bocca ad U quando cominciamo e poi l'apriremo ad A per bere meglio, d'accordo? Quando arriviamo qua, ce n'è ancora. Rilassiamo bene il collo e teniamo questo raggio laser che può essere tenuto per 20 secondi, per 30 secondi, fin quanto riusciamo. 50 secondi. Più lo terremo, più sentiremo questo controllo delle costoline, questo raggio laser che esce, e
questa è la metafora di quello che poi è il canto, cioè un'apnea con uno spiraglietto d'aria che serve per far vibrare le corde vocali. Questo è. Dopodiché potremo cercare di mettere in connessione questo esercizio con la voce. Perché, per esempio, io per anni facevo per 10 minuti e poi facevo ah e cantavo così. Se invece noi provassimo a inserire in questo una vocale, una specie di vocale che non sia per forza definita, qualcosa che esce dall'aria. Proviamo. Qui c'è una connessione e qua percepiamo un'apnea con l'aria in mezzo. Sembra un controsenso, ma è il canto. Il secondo beneficio che l'aria apporta fisicamente al canto, lo abbiamo visto adesso, è il controllo del suono, la gestione del suono, che non avverrà più nella gola, non sarà più ah, non sarà più da qua, ma partirà da sotto. Noi dovremmo avere la sensazione di avere un nastro trasportatore che ci esce dal diaframma sul quale galleggia la voce. Con questo bel trasporto del suono, d'accordo? Per quel che riguarda la presa d'aria, può avvenire tramite la bocca, tramite il naso, tramite entrambi. È una scelta di velocità, di praticità. Il respiro nasale porta l'aria subito in posizione alta. Ah, ce l'abbiamo già qui. Il respiro con la bocca, per esempio, ci aiuta a percepire l'aria che entra, alza il palato, entra nella gola e da dove entra esce il suono. Scegliamo noi in base a quello che ci serve. Spero sia tutto chiaro e spero di rivedervi alla prossima puntata. Buono studio!